Benvenuti al punto qui a Telefriuli, benvenuto al primo cittadino di Pordenone, Alessandro Ciriani. Benvenuto sindaco. Grazie, grazie a Telefriuli, grazie a lei. Bene, allora con lei vogliamo vedere un momentino come va la cittadina, diciamo così, del Naonis, no? E quindi una grande performance, mi pare una rivoluzione da quando lei è al timone di questa cittadina, pare che abbia avuto un impulso particolare che Pordenone riprenda un po' quota. Quindi il bilancio dell'anno passato, del 21, come lo giudica, sindaco? Secondo me è stato un bilancio tutto sommato positivo se consideriamo che abbiamo attraversato una stagione davvero inaspettata, caratterizzata dagli effetti devastanti della pandemia e comunque anche di una crisi economica che ha attanagliato principalmente il settore terziario, quindi il commercio, quello con cui il comune ha maggiori relazioni. Da un lato c'è stato il sistema imprenditoriale che caratterizza questo territorio, che è andato molto bene, però il comune ha dovuto affrontare una crisi sociale particolarmente pesante. Questo per esempio è emerso nitidamente dai dati di chi si è rivolto ai servizi sociali nel corso del 2020-2021 che ha aumentato notevolmente. Non parliamo di povertà, parliamo di persone però che cominciano a far fatica a mettere insieme il pranzo con la cena e cominciano ad avere qualche difficoltà di carattere economico che si aggiungono già alle migliaia di persone che sono assistite dal comune. E dall'altro lato gli effetti per esempio dell'aumento dei costi energetici che era stato sottovalutato anche dal governo, che ha avuto un impatto anche sulle nostre poste. Noi abbiamo un bilancio fortissimo sugli investimenti grazie alla capacità che ha avuto il comune di intercettare fondi nazionali, europei e un ottimo rapporto con la regione che ha aumentato notevolmente i trasferimenti verso Pordenone. Dall'altro lato però le politiche nazionali ci hanno pesantemente penalizzato. Considero un dato: Pordenone era uno dei comuni più virtuosi dal punto di vista della pressione tributaria. In 5 anni abbiamo diminuito, addirittura eliminato alcune imposte. Quest'anno siamo stati costretti, obtorto collo, ad aumentare l'addizionale comunale, cosa che tutti gli altri comuni avevano fatto negli anni passati nel totale silenzio. Se lo fa Pordenone perché deve affrontare l'aumento delle materie prime e l'aumento dei costi energetici, apriti cielo. La considerazione è che se io ho 50-60 milioni, e non è ancora finita, di fondi da investire su piani economici di 3 anni fa, è evidente che l'asfaltatura che devo fare quest'anno non mi costerà più X, mi costerà X più l'aumento delle materie prime, che era del tutto inaspettato. Quindi da un lato un grande impulso, dall'altro lato le ripercussioni di una politica nazionale ed europea sull'energia secondo me completamente sbagliata, anzi direi assente. Ecco, il 2022 quindi si presenta un po' anche complicato un po' per tutti, soprattutto per questo caro energia che lei ha citato poc'anzi e soprattutto anche perché colpisce imprese e famiglie che penso avranno una vita ad ostacoli, no? Vediamo se il governo farà qualcosa, però intanto i cittadini sono in prima linea e i primi cittadini ancora di più perché devono trovare delle soluzioni. Ecco, come immagina il 22, sindaco, a Pordenone? Guardi, io posso rassicurare i cittadini di Pordenone che il 2022, il 2023 fino al 2026 saranno anni di grande impulso, di grande dinamismo, non fosse altro che le riserve finanziarie sugli investimenti che abbiamo accumulato e la partecipazione ai bandi PNRR che ragionevolmente porteranno qualche risorsa anche a Pordenone consentiranno di continuare nell'opera di rigenerazione e cambiamento della città. Faccio riferimento a grandi opere come la riqualificazione di tutta l'area dell'ex Fiera, piuttosto che la piazza di Borgomeduna, dell'abitato di Rorai e molto altro. Penso che nessuno avrebbe mai scommesso un centesimo sulla possibilità che un'amministrazione qualsiasi riqualificasse l'ex birreria, che è un monumento di archeologia industriale. Bene, abbiamo vinto un bando da 7 milioni e mezzo per riqualificare, quindi nuove scuole, nuovi asili, abbiamo veramente tantissime risorse. È chiaro che dall'altro lato abbiamo questo effetto dirompente su imprese e famiglie dell'aumento dei costi energetici delle materie prime rispetto ai quali il comune può fare molto poco. Però registro un dato: a luglio dell'anno precedente si iniziava a parlare dell'aumento dei costi energetici, è stato sottovalutato da tutti e questa è la dimostrazione plastica del fatto che l'Europa da un lato, ma anche il governo dall'altro, non ha approntato alcuna strategia. Noi dipendiamo per 9 decimi da importazioni di energia dall'estero, compresa quella nucleare che importiamo dalla Francia, dalla Slovenia e dalla Svizzera, e siamo completamente disarmati e in balia del mercato estero.
Abbiamo addirittura durante il governo Conte 1 bloccato le trivellazioni del gas italiano e nazionale. A questo punto mi chiedo come possiamo andare avanti, perché vede, non è sufficiente che il governo pompi miliardi di euro per tentare di mitigare le bollette. Questo è un problema di sistema, non è un problema che si risolve mettendo miliardi. E l'altro aspetto che mi fa abbastanza sorridere è che come i puristi delle politiche di rigore europeo, per cui lo scostamento di bilancio, che altro non è debito, era ad esclusivo appannaggio dei pericolosi sovranisti, oggi è diventata una ricetta di uso comune, per cui si fanno continuamente operazioni di bilancio dello Stato creando ulteriore debito. Non mi pare una mossa intelligente. Qui occorre che l'Europa inizi a capire come stoccare energia, bisogna iniziare a capire se il nucleare, quello di nuova generazione, è una prospettiva futura su cui andare avanti, e anche capire che la transizione ecologica non si fa con un colpo di bacchetta magica, perché pensare di decarbonizzare tutto nell'arco di un biennio significa mettere in ginocchio tout court il nostro sistema imprenditoriale, il quale dovrebbe essere riconvertito in pochissimo tempo, con un aumento notevole dei costi, agevolando ovviamente i nostri concorrenti internazionali. Ma questa non è una politica che può gestire il sindaco di Pordenone o il sindaco di Milano, è qualcosa che spetta in questo momento al governo dei migliori, così si autodefiniscono, ma ho seri dubbi. Ecco, senta, lei insieme col collega di Udine si è un po' lamentato sui fondi, no? Sul piano nazionale di ripresa e resilienza, così chiamato, che non ha tenuto conto molto bene delle istanze di Pordenone e di Udine. Ecco, si dice che questo è il primo giro, no? Poi vedrà il governo. Però io le faccio questa domanda, forse chi doveva seguire nei ministeri, perché ormai il governo è un governo, diciamo così, di tutti, fuorché di Fratelli d'Italia, no? Ma non ha seguito da vicino oppure siamo stati veramente dimenticati? Guardi, secondo me qui si sono accumulate una serie di errori. Il PNRR è particolarmente complicato. E chi ha l'avventura di addentrarsi nelle schede tecniche che servono per partecipare ai bandi si accorge di entrare in un autentico ginepraio. Per di più abbiamo la tagliola, alcuni bandi scadono nel 2025 e altri nel 2026, con i tempi della burocrazia e delle norme a cui devono soggiacere gli organi pubblici, sarà molto difficile spendere quei soldi. Gare d'appalto, affidamenti, tutto davvero molto complesso. Però è anche vero che a livello centrale c'è grande confusione, esistono troppe cabine di regia che non parlano tra di loro, tante cabine di regia dove però la regia sostanzialmente è di nessuno. Nel caso dei fondi del PNRR per la rigenerazione urbana è successo qualcosa di estremamente sbagliato, e cioè è stata inserita una clausola che privilegiava quelle aree territoriali sostanzialmente emarginate o profondamente arretrate, quindi in cui si valutava il tasso di scolarizzazione, il tasso di disoccupazione, il tasso di povertà. Allora io, Fontanini, Di Piazza, il sindaco di Treviso, ma anche il sindaco di Milano, di Ferrara, molti altri, hanno detto il PNRR non può essere un piano Marshall per il Sud, cioè su 34 miliardi non possono finire il 90% al Sud Italia, perché è giusto che ci siano delle risorse per consentire di colmare il gap, la lacuna che divide il Nord e il Sud Italia, ma il PNRR non è una regalia, è una grande responsabilità, una grande scommessa, cioè deve andare a mettere soldi laddove questi soldi fruttano investimenti e generano ricchezza, perché altrimenti se vanno a finire nel calderone di alcune realtà dove si vanno a fare opere sostanzialmente inutili, opere che non servono, opere che non generano occupazione, lavoro e ricchezza, avremmo perso quei soldi. Perché? Perché sono soldi a debito, a gran parte. E quindi è una responsabilità importante. Aver visto che il Nord Italia è stato sostanzialmente tagliato fuori ci ha fatto arrabbiare. Adesso c'è la garanzia che rifinanzieranno 900 milioni, ma al momento non abbiamo ricevuto ancora alcuna carta scritta in cui ci dica quei soldi li riceverete. Ecco, senta, però sul fronte della cultura Pordenone si sta distinguendo molto bene, a parte Pordenone Legge, che ormai è diventato un brand più che italiano, anche europeo, e quindi insomma dà lustro a tutta l'Italia, ma poi anche il resto, no? Mi pare che state facendo veramente squadra. Sì, guardi, tra l'altro nei prossimi giorni avremo anche la valutazione dopo l'esclusione della capitale italiana della cultura. Insomma, capita, uno partecipa alla gara, può vincere, può Sì, perdere. chiaro. Però siamo messi alla finale, diciamo, tra le città ammesse per la candidatura per la vittoria della capitale del libro, e quindi proprio nei prossimi giorni avremo il giudizio. Pordenone ha sempre avuto una particolare ricchezza e vocazione culturale, che parte da un teatro di caratura internazionale che è un po' il cuore irradiante della città dal punto di vista culturale, che ha portato all'emulazione di numerose altre associazioni. Abbiamo numerosi festival, abbiamo un tessuto culturale importante.
Questo secondo me nasce anche da una sorta di affrancamento rispetto ad una tara che caratterizzava Pordenone. Pordenone era una realtà prevalentemente agricola 70-80 anni fa e sostanzialmente povera. Grazie ai grandi capitani d'industria, ai Locatelli, ai Zanussi, ai Savi, è diventata una potenza economica e imprenditoriale, ma questo era un abito che stava un po' stretto, perché in realtà c'erano grossi fermenti. Oggi abbiamo una vitalità culturale molto importante che da un lato ci inorgoglisce ed è motivo di compiacimento, dall'altro una grande responsabilità perché ovviamente la cultura genera sì ricchezza, genera intelligenza, ma ha bisogno anche di essere sostenuta. Qui però devo dire che c'è stata la capacità di mettere insieme da un lato il sistema delle categorie economiche delle imprese e dall'altro quello delle istituzioni che ha creato una rete di sostegno organizzativa ed economica che ci permette di guardare con una certa serenità al futuro, anzi di robustire quella che è la piattaforma culturale della città, che da un lato dà prestigio, dall'altro consente ai cittadini di poter godere, ripeto, dell'offerta culturale e terzo, di innestare nel sistema culturale due cose: uno, lo sviluppo delle imprese creative e due, anche l'attrazione turistica. Ecco, senta, molti dicono che c'è una competizione sempre latente, c'è sempre stata magari, ma adesso un po' più si sta acuendo con Udine, no? Mentre voi fate veramente squadra, si vede, insomma, lei ha citato poi anche il fatto che le attività economiche si sono anche unite, vede il Camera Commercio, vede altre questioni, per esempio l'industria che ha cercato, anzi ha fatto l'accordo dal lato Adriatico, e Udine invece sembra un po' attendere. Ecco, cosa si sente di dire su questo? Perché evidentemente se la regione è unita, la regione è più forte. Indubbiamente, guardi, io non sono un sostenitore dei vecchi campanilismi che vedeva Pordenone contro Udine o le barricate sul tagliamento. Ci sono stati momenti di tensione, ma non legati tanto alla responsabilità del sindaco di Udine o del sindaco di Pordenone, quanto alla responsabilità della politica regionale. Io sono un sostenitore di questo, che se una piccola regione come il Friuli Venezia Giulia ha nella regione una regia intelligente che distribuisce in modo uniforme i centri di responsabilità, questi campanilismi vengono meno. Mi spiego. Nessuno pretende di avere l'università di medicina a Pordenone, però è chiaro che la partita della sanità su Pordenone deve essere giocata. Qui c'è una sperequazione che sta diventando insostenibile. Nessuno pretende di avere l'Ateneo come a Trieste, però è chiaro che il consorzio universitario non può essere lasciato in condizioni semi-pietose sostenuto esclusivamente dal territorio pordenonese. Abbiamo il sistema fieristico, è inutile pompare, alimentare finanziamenti sui sistemi fieristici di Udine e di Trieste che non esistono più quando Insomma, c'è quello di bisogna Pordenone. fare sistema in sostanza, ecco, bisogna fare Da fare sistema. sistema, cioè a ciascuno il suo. È giusto che il polo universitario di medicina di Udine sia un'eccellenza regionale e venga potenziato. Dall'altro lato il sistema fieristico di Pordenone. Se ci sono centri di potere equamente distribuiti, anche i campanilismi vengono meno. Ma questa è una partita che deve giocare con attenzione la regione, anche puntando sulla sua specialità. Bene, io la ringrazio, è una chiacchierata molto interessante, la sua tesi mi ha convinto e naturalmente io le do naturalmente il benvenuto quando vuole, quando ha qualcosa, Grazie, Telefriuli e grazie. il punto è sempre aperto per lei. Grazie Sindaco, grazie a voi Grazie, buon naturalmente. lavoro, grazie a tutti voi. Bene, naturalmente alla prossima.